Dimmi una cosa, quando hai intenzione di lasciarlo? Ah, cioè, il suo stop già che la deve lasciare, capito che merda? Dammi tempo. Ma dammi tempo, addirittura, ma secondo te è una persona seria? Secondo me è nato. Zitto. Ho bisogno di capire, ho bisogno di riflettere. Cioè, state organizzando per quando ti deve lasciare, non ho capito. Dai, smetti. Ma non è normale sta cosa. E mo dice a me, pure a me non è normale, capito? Che addirittura smettila, come se la colpa fosse la sua. Ci andiamo, dai. L'ho capito io perché vuoi scendere. Ha fatto un ridere. Non essere così volgare. Ma io non capisco che sti casi stanno lasciando e stanno mano in mano. Com'è possibile? Ci sta pure un tornado. È vero, non è vento, è un ciclone. Allora Francesco, dove andiamo? Chiemo Francesco. Sono compagni. Qua c'è un ingresso, che c'è un bel bar. Per me è una coca zero. Ma me la da Sony. Stai sempre in mezzo. Allora, vedi, faccio un bar. Facciamo un bar, c'è la da costruire pure sto bar per più caffè. E ti conviene. Vai, avvicina. Ma che è la t'arrestava? Perché state facendo così? Hanno acchiappato la Sony. Non mi arricire parole, ha acchiappato la zombie. Io credo che se non state attenti. Se ne funi pure i capi la capa. Ma ti rendo conto? Non si sente niente. Infatti, che cosa? Non riuscimmo a capire perché c'è troppo Capite il vento. microfono? Zitto pure tu, se no non si capisce niente. Secondo me in un biglio. Secondo me non si è fatta la ricarica. Pure può essere. Che non accendi il microfono, non si sente niente. Visto che sta macchina non ci mette niente, arriva a parte. Oh Daffi, che non c'è sta? Io mi mettessi paura se non essi vicino a me cantando. Ma perché? Pure tu, mo. Mi hanno arrabbiato. Non ti sopporto. Non sai perché io sto qua, ma stasera faccia parlare. Vabbè, ho incontrato con calma, no? Quando sarà al massimo mezz'ora? Appunto, cioè, se mezzi ore, non di più. E l'una. Sì, e due, ma non ci applichiamo un a tutto cosa. Tu a quello non gli avanza, la cerista rinda la madre, abbracciato con quello là. Ma non è vero, stiamo in coppa a un muretto. Infatti, non mentire, non era una era in coppa a un muretto. Stiamo pure un cuoio di vinta. Esatto, stivo ciclone, quindi può essere pure che non ti hai capito. Lo sapevo. Ah, già gliel'aveva detto all'amico, capito? Sono nero che te ne ricordo. Beh, saranno fatte su, si bottoni. Faccia mettere in dalluccio lui, quando modo si ragione. Sì, ma tutti quanti se ne accorgono. Quando vedi un amico ti accorgi che ti vuole dire che la tua ragazza praticamente. Sta fatta il corno. Esatto, ma magari non l'avrei detto così, però ok. Ora mio, ma che stai dicendo? Ma come che stai dicendo? Tu hai detto che già l'avevi capito, ma non ci crede, scusami. Io a chi la voglio troppo bene e non potevo mai sbagliare. Ma tu mo si scurnacchia. E penso che dal piseggiare. E l'amore ma ci ha promesso amore e fedeltà. Che stai pensando? Che cos'è la fedeltà? La fedeltà, la fedeltà dovrebbe essere la fedeltà, però allungato con broro. Vabbè. Non mi aveva frate mio, che l'abbiamo da tradito, hanno visto pochi stocchi. Ma perché gli sta parlando piegato? Frate tu io ti diceva che lei è femmina sbagliata, che lei torna senza cuore e si spoglia facilmente. Io sinceramente non ho capito tanto, tu? Non hai capito manco che. Ancora queste parole, nemmeno la smette. Frate mio, da già ringraziamo, perché che soggia mi fatto rapire. Ah, come Gesù fece con Lazzaro, alzati e cammina. Solo che lui ha fatto la per lui che tiene resti corna. E pure se ancora mi fa male in caro. Addio cardiologa fa una visita. Visita, bravo. Ma sta sognando per me. Ma quella a terra fosse quella che ci ha fatto il corno, non ho capito. Penso proprio di sì. Perciò sta tutta pigliata collera. All'anno me la gioco. Effettivamente è vero. Ma che stupido che tu stai. Cos'è stupido? Io non lo so. Sarà africana. Sì, penso che è africano o forse è congolese. Che la sera con gelato. E se che la sera nata. Ci chiama. Zitto, non possiamo dire le parolacce. Scusa. Fa niente, va. E vinta mai innamorato già provato. Ma allora essi tenne proprio una passione per le macchine, capito? Cioè, si acchiappano un carrozziere e te lasci da niente. State calma, frate mio, tiene ragione ma non ha capito niente. È stato bravo sulla recita e t'ha saputo ingannare. Significa. Figa, ragionissimo. Ale. Ga, 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 ga. Gaga, ci sta sempre il gaga.
è la femmina sbagliata. Non lo saccio, Francesco, come si è permesso, tu che pensi? Ma non sa che sta persa capo di un momento nada. Bravo, non sto buono cagato. Io vero, Francesco, hai capito tutte le cose. Tutte cose, capito? Tutte, no, una si è nata, no, tutte quante, ragazzi. Ah, allora la capite, ma che tieni Cioè, alla fine te ne pure coraggio l'abbracciato, non ho capito. pure io. Là, lì diventa gol. Oh, si è fatto valere, visto? Applauso! Bravo! Vabbè, come sempre io non so che cosa dirvi. Lascia un mi piace e tagga un amico qua sotto e stiamo cercando il nome per lui, perché in realtà non ha ancora un nome, quindi vedete qua nei commenti come si potrebbe chiamare. Pure perché è una tortura sentire sempre chiamarmi pupazzo. Avrà ragione, pure perché pupazzo fa rima con... Oh, frate, roga! Ci vediamo al prossimo video. Ciao!